santuario mariano di Castelmonte si è arricchito di una pietra che segnerà ai pellegrini la via del cammino celeste. Aurelio Pantanali, che rappresenta l'Associazione Culturale Navarca, si è assunto l'impegno di veder realizzata la terza tappa, avvalendosi dell'opera di Eligio D'Ambrosio e di Orlando Zorzenon, ma tutti e tre hanno ugual merito perché hanno donato con amore e dedizione il loro lavoro alla Madonna. Nei primi mesi del 2014, mentre Eligio è intento a scalpellare nella pietra di Torreano la croce patriarcale di Aquileia, Orlando è sul greto ghiaioso dell'Isonzo a cercar sassi. A lui è stato affidato il compito di riprodurre l'effigie della Madonna da inserire nella pietra. Il suo intento è quello di adoperare non tasselli già pronti, ma di ricavarli dai sassi colorati che troverà. Certo che qui ha proprio l'imbarazzo della scelta, ma non è facile come sembra. Una volta a casa, vuota la pisaccia del suo prezioso contenuto e pone assieme agli altri sassi quelli raccolti. E ora al lavoro. Pone il sasso sulla piccola incudine e zac, con un colpo netto e preciso del martello per mosaicisti, il sasso viene dalle mani esperte di Orlando trasformato in piccoli quadrati ed eccoli pronti per l'uso nelle varie ciotole. Su un foglio di carta sottile Orlando esegue il disegno dell'effigie in vari colori. Questa viene ricoperta con lavoro paziente e scrupoloso dalle tesserine colorate fino a ricoprire con i 4.800 tasselli l'intero disegno. Una colata di cemento spalmata con un pennello riempie tutte le fessure tra un tassello e l'altro in modo che il tutto rimanga compatto. Viene ben livellato e lasciato ad asciugare. Il lavoro è eseguito con la tecnica a rovescio, quindi dopo l'asciugatura viene girato e accuratamente lavato con abbondante acqua pulita. Ed ecco che la Madonna col bimbetto appare, proprio il caso di dirlo, in tutta la sua bellezza e splendore. Ora nel Parco delle Pietre d'Arte Eligio ed Orlando studiano il modo per inserire il tondo nella sede preparata. E dopo alcuni ritocchi e alcune prove viene versato il cemento che dovrà tenere ben fermo il lavoro in mosaico. Manca ancora il gancio per l'ancoraggio della pietra. Poi Eligio ed Aurelio provvedono ad inserirlo. Ora tutto è pronto per il trasporto. La grossa pietra viene adagiata sul muletto di Eligio e trasportata vicino al camion, dove è pronto un muletto della Minoage che la raccoglie tra le sue braccia e la adagia sul camion.
dopo essere stata ben legata, lascia alle ore 18 dell'8 aprile 2014 il Parco delle Pietre d'Arte di Eligio a Castions di Strada per la sua nuova dimora. Il camion passa per Palmanova, San Giovanni al Natisone, Manzano e Cividale. Ed eccolo giungere all'incrocio dove incomincia la salita di 7 chilometri che lo porterà a Castelmonte. Dopo aver superato diverse curve che si snodano attraverso il pendio boscoso, giunge al grande piazzale del santuario. Ancora un piccolo sforzo e alle 9:53 del giorno 9 aprile 2014 è giunto nel piazzale sovrastante. Scaricata dal camion la pietra, viene agganciata e raddrizzata dal muletto che deve salire la rampa per oltrepassare il portale. Con una manovra difficoltosa riesce ad attraversare il portale. Ora però il compito del muletto è ancora più difficile, ma aiutato con diversi tiranti, posa nel posto a lei destinato
la pietra. Questa è appoggiata al muro di una casa, proprio vicino all'arco che delimita la scalinata. Tutto è andato come previsto, cioè bene, ed ora tutti sono intenti alle rifiniture. Aurelio mette anche 4 targhe scritte in 4 lingue: italiano, friulano, sloveno e tedesco, con la preghiera dedicata ai pellegrini che percorrono il cammino celeste. I pellegrini che salgono la scalinata, vedendo l'effigie, certamente si soffermeranno un attimo per prendere fiato e l'immagine della Madonna li accoglierà con il suo dolce sorriso materno. Scoperto il mosaico, anche il padre guardiano Don Carollo controlla con soddisfazione il manufatto. Il 19 maggio ricorre il centenario 1913-2013 da quando i frati cappuccini sono diventati custodi del santuario. Il primo custode fu Eleuterio da Rovigo. Dal piazzale grande parte la processione dei frati qui convenuti per festeggiare questa ricorrenza. Salita la scalinata, si fermano per la benedizione. Il 24 maggio, con la Santa Messa celebrata da padre Carollo, iniziano le cerimonie per l'inaugurazione ufficiale del monumento dedicato ai pellegrini del Cammino Celeste. Accompagna la celebrazione il coro di Aiello a Mans de Vilotte con canti mariani. E donato a noi che sia il cammino di tutti i pellegrini che percorrono questo cammino celeste, partendo da Fidelia al Monte dei Santi. Chiediamo al Signore di essere capaci di vivere con fede e con riconoscenza
dopo su tutti solenne la benedizione del Signore per l'intercessione di Maria, Regina di Castelnuovo. Una benedizione che sia anche segno di riconoscenza per tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di questo convento e di questa giornata che segna l'inaugurazione del Convento. Nel coro che ha animato il canto a tutti voi, grazie. Scelta solenne dalla benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. La banda musicale Giacomo Rossini di Castionzistrada, anche lei qui convenuta, ha portato non solo allegria, ma ha dato anche solennità alla cerimonia. Guardiano del santuario che ci ha permesso padre Franco Carollo, vorrei invitare qui vicino per un breve saluto, e un grazie naturalmente al presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, al vice sindaco di Aiello, Valle Livia, e al sindaco di Prepotto, Gerardo Marcolini, no? Ultimo giorno mi sembra da sindaco. Grazie, quindi, allora un applauso. E naturalmente vorrei portare vicino a me anche gli autori diciamo, del monumento, Eligio D'Ambrosio di Castionzistrada, che prego. Ringrazio davvero di cuore, un monumento che rimane qui a Castelmonte, segno della loro amicizia e della loro devozione alla Madonna. Ma se avete visto neanche a segno dei 100 anni della presenza dei frati a Castelmonte. Noi siamo venuti qui a Castelmonte il 6 settembre del 1913, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Eligio D'Ambrosio, ecco qua. Prego. Ecco qua. Grazie di Eligio D'Ambrosio per il grande impegno. E da parte del santuario di Castelmonte e del Circolo Navante. Mentre l'ultimo giorno il sindaco di Prepotto consegna, grazie molte, grazie.